Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Vi ho detto che alle prime parte delle vite che dipende la seconda parte delle nostre vite. Facciamo un esempio. Se le prime parte delle vite tu ti sei dato da fare, per corri, per lavorare, per fare e vonde, tu ti sei comportato come una macchina e quando la macchina si guasta, si viene vecchio, che succede? Che tu ti senti smuarto, si ferma la macchina e diventa rusine. Bisogna proprio già te prime parte vite smicchiare anche robis che puoi conservare vivi dopo, rapporti umani, riflessione, e si amici di noi stessi. In qualche forma vi di coltivarsi anche per dentro e non considerarsi come in funzione dei risultati, capite? E poi, le scuole, prima ci hanno insegnato il verbo essere e dopo il verbo avere o il verbo fare. Buone giornate e buone vite.